Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora raga, adesso abbiamo delle gare favorevoli. Dobbiamo fare tantissimi risultati positivi ragazzi. Ok, qua, ok, il maresciallo di merda, ma io non c'ho palle, sinceramente, io voglio andare in calendario. Sachsenring. Ok ragazzi. Adesso ragazzi, se riusciamo a vincere sto cazzo di mondiale, mi prendo una pausa da MotoGP, ricontinuiamo con la Ducati e tutto, perché cioè rifare 150 volte le stesse gare dopo un po' diventa stressante, non noioso, però ci ha fatto 50 volte le stesse gare, è veramente dura. Anche perché comunque dopo abbiamo tantissime serie, che comunque PES, WWE, poi con Rome e GTA, poi abbiamo tantissimi giochi nuovi da fare. Comunque MotoGP non è che non faccio più MotoGP, se vinco il mondiale, cosa che comunque reputo impossibile, prendo un riposino da MotoGP. Allora, obiettivo squadra, terzo posto, zoccoletta personale, vaffanculo, twitterone. Allora, Gustafsson, domenica sarà il mio compleanno, regalami la vittoria, va bene. Lorenzo Magnifico, Salsa Ricci aspetta un weekend di duro lavoro, l'innominabile, piccola pausa dopo Assen. Ok, sì, vai presento le Gran Premio di Germania, Sachsenring, 16° posto in griglia. Voglio la vittoria, non me ne frega niente. Ragazzi, concentrazione massimale adesso. Grand Prix Deutschland, The Deutschland. Occhio alla bagares iniziale, la bagar. Guarda sto coglion. Mamma mia. Eccola qua. Perché ho tutta sta fretta ma non ce la faccio, è più forte di me. 14° posto in griglia. 14° posto e basta. Bravo. Dai, fuori dai maroni, Aperol spritz di merda. Dai, questa qua la prendo sempre bene, vai discesona della vita. Vai, staccatona pesante, vai la pesante. Bravissimo, come all'8° posto, mancano ancora 2 giri pieni. Una curva insidiosa. Bravo Comendone, ottimo sorpasso all'interno. 7° posto, possibilità di vittorie incredibili. Giro record di Marchetto Marquez. Dai che sono tutti qua. Giro record di Veneziano in silenzio. Guarda cosa sta combinando il Comendone adesso. Un po' esterno qua, ma Rossi. Ciao Rossi. Calma. Relax veneziano. Dai vecchio Pedrosino. Ciao Pedrosino. C'è l'innominabile, ciao innominabile, no. Mamma che rischio. Contatto con l'innominabile, ma siamo terzi, siamo in zona podio. Adesso c'è Lorenzo e Marchetto Marquez. I due più forti. Bravo Comendone, molto bene. Gara perfetta fino a questo momento. Ciao. Il Comendone è primo. E adesso andiamo pianino. Quanta paura che ho ragazzi. Sono terrorizzato. Occhio. Bravo Comendone. Adesso involiamoci verso la gloria e verso Tori. Verso la gloria e verso Tori. Occhio, bravissimo. Giro record ancora di Veneziano. Veneziano si sente in forma adesso. Vuole vincere in Germania. No, Lorenzo è primo. No, maledetto Lorenzo. No, non mi posso mangiare sta vittoria, meritatissima, cazzo. Adesso mi nervosisco e faccio la cappella, dai. Dai,
posizione. Eccolo qua, ciao Lorenzo, mangiami il pacco 10 volte. Non è che la gomma è anche messa abbastanza bene. Mamma mia. Dai, frena, chi se ne frega, freniamo. Siamo un po' lentini, però per fortuna la moto c'è fino a questo momento. Ultima curva, final curve in vero inglese. Calma, calma, calma. E il Cumendone c'è. E il Cumendone c'è! Grandissima vittoria in Germania! Grandissima vittoria in Germania! Il Cumendone ha dominato! E silenzio. Sì ragazzi, grandissima vittoria. Pazzesco. Mentre registravo mia mamma è arrivato il paccotto di Bartolini con la stampante nuova e con le RAM nuove, così adesso 12 giga di nuovo di RAM. Molto bene. Quindi belle notizie per il Cumendone. Quanti scheri ragazzi, ma non ci vuole neanche pensare. Però la mia passione, cioè... Non fumo, non bevo, almeno posso spendere i soldi sui giochini e sulle robe tecnologiche ragazzi, dai. Vabbè, queste sono altre cose. Simone Corsi, grande Comenda. Il malesiano di merda, eccolo qua. Complimenti Comenda, sono un malesiano di merda ma ti voglio bene, grazie. Lorenzo Magnifico, un po' dispiaciuto. Oh, sono più tranquillo, vediamo la classifica adesso. Ancora quarti a meno 12, che cazzo. Adesso c'è Laguna Seca, ecco, gara da non sottovalutare. L'altro anno siamo andati fuori, se facciamo punti in questa gara, so cazzi, perché poi a Napoli ci vinciamo sicuro. Oddio. USA Grand Prix, perché Red Bull proprio mi fa schifo, madonna che schifo Red Bull. Ok. Devo che aggiornare il gioco, perché non ho messo l'ultima patch, obiettivo terzo posto. Manager personale, ok, ciao ragazzi, Cumendone. A Laguna Seca il diluvio, Laguna Umida, pazzesco, controsenso Cumediano. Vai Cumendone, tira fuori la prestazione della vita. In memoria dell'anno scorso siamo all'esterno ragazzi, se no vado fuori subito alla prima curva. Vado fuori comunque, forse invece no, invece sì, invece no. Bravo veneziano, bravo veneziano, bravo, brava Giovanna, brava. Un Comenda perfetto, il coglione, un Comenda Goldon, è ufficiale. Comenda deficiente. Mamma che rischio. Ti prego portiamo a casa punti. L'importante è stare davanti a uno tra Lorenzo e Marquez e Pedrosino. Anche se Lorenzo e Marquez di più perché alla lunga sono i più forti purtroppo. 14° posto non basta chiaramente. Ecco siamo alla cava cazzi. Siamo alla cava cazzi. Mamma mia, contro Nicolino alla cava cazzi. Contro Nicolino alla cava cazzi. Dai, c'è però il spritz. Sono tutti là i primi comunque. Veramente una bagarre incredibile a Laguna Umida. Ocio, ottavo posto non basta. Rossi è primo comunque, grande. Rossi e l'innominabile stanno rosicchiando punti ai miei avversari principali, anche se Rossi quest'anno è stato un gran mondiale. Complimenti a Vale. Bravo Comendone, no, mamma mia. Oh, sono tutti là, sono tutti là. Dobbiamo rischiare che ho troppa paura. Sono un po' indietro i miei avversari Lorenzo Marquez. Insomma indietro, terzi e quarti. Dai, tentiamo un miracolo all'ultimo giro come a Catalogna. Silent. Mamma mia. Ocio. Ma no, sti errori, no, ste robe. Niente da fare. Non riesco ad avvicinarmi ai primi purtroppo. Male. Un ottavo posto un po' così, però meglio di un ritiro sinceramente, almeno qualche punto arriva. Dai, qualche posizione, almeno 2, per perdere il meno possibile prima di Indianapolis. La cava cazzi, è una caduta la cava cazzi, ma non la mia. Almeno una posizione, almeno tutti là, niente, la mia prudenza qua stavolta. Dai adesso,
Dai adesso. Dai, l'ultima curva, almeno una posizione, che può essere quella che mi dà il mondiale. Bravo Comendone, bravissimo. Bravissimo, va bene, settimo posto. Fa morale, fa morale, fa morale. Buono. Ragazzi, Valentino Rossi è primo, Dopo Pedrosa, Marquez, Lorenzo, vuole vincere il mondiale. Valentino, Si è svegliato Rossi. Ok. No, qua non interessa niente. Twitterone. Allora, Dovizioso. Ciao ragazzi, solo che spettacolo che abbiamo dato oggi io veneziano. Folger, guardando la gara di oggi era evidente che qualcosa non andava. Brad Pitt, anche se oggi è andata male, mi sono proprio divertito a correre. Ok. Adesso siamo in Indianapolis e per noi voglio 2 vittorie. Non sono mai stato primo in MotoGP in classifica. Vai, vai, con il nostro camioncino obeso, sempre sto Red Bull Indianapolis. Qua ragazzi dobbiamo vincere proprio tranquilli, se no mi girano i coglioni. Allora, mail. Solite mail, che ormai mi sta veramente rompendo i maroni. Twitterone. Alicai a Indianapolis per vincere. Stefan Brad Pitt. Correre a Indy fa venire voglia di mettere la propria firma sul gradino più alto. Valentino Rossi, ho passato tutta la settimana a giocare a MotoGP. Ragazzi, 12° posto in qualifica. Peccato, avevo la pole, ma proprio andavano veramente veloci. Ma adesso in gara è tutta un'altra storia, ragazzi. Possiamo vincere tranquillamente e portare a casa un'altra vittoria, la terza stagionale. Ecco, magari non così, però ecco, la moto è già arancione, molto bene. Inizio di merda come indiano, inizio come indiano. Bravo, adesso deve dribblare il mondo il Kumenda. Dai, 10° posto. Incidente per l'innominabile. Adesso dobbiamo stare attenti a Valentino Rossi, ragazzi, che Valentino veramente sta facendo un mondiale meraviglioso. Dopo Le Mans, dopo quella fortuna Le Mans. Incidente per Will Smith. Dai, Comendone, tira fuori il massimo, tira fuori la prestazione della vita. Dai, Red Bull, vaffanculo. Ecco c'è l'autista. L'autista del pulmino. Ah, beh, l'autista del pulmino. Scusate ragazzi, questo è il caldo che purtroppo fa brutti scherzi. Bravissimo Comendone. Ciao autista Bautista. Guida perfetta del veneziano, a parte un inizio disastroso con la moto già arancione. Dai, che Mari Valentino ha rosicchiato tanti punti agli altri, ma dopo adesso dai, che Indianapolis deve essere mia. Le 2 Honda davanti, le Honda veramente Indianapolis tirano come le maledette. Mi ricordo la beffa 2 anni fa con Marquez, maledetto Marquez. E bisogna vincerla, però questa Rossi indietro, buono. Siamo al 4° posto per giro, record di Pedrosino. Dai, questa è la mia curva, devo prenderla come un pazzo. Dai che c'è bagarre, dai che c'è bagarre. Dai che c'è bagarre l'ultimo giro come a Catalogna. Il solito final lap come indiano, di quelli belli, di quelli tosti. No, non posso non farcela, le Honda però tirano tanto, Dio mio. Dai, rischiamola un po'. Ah, sto buttando via un'altra vittoria dopo Assen, porca leva. E non ci sono più grandi punti per sorpassare, Ah, ste Honda maledette. Niente da fare, 3° posto. Sono abbonato al 3° posto in questo mondiale. Dai, comunque, provala adesso. È l'ultima chance. Dai, almeno secondo, dai, bravissimo. Dai, forse primo. Calma, calma. Calma. No, non ci credo. Maledetti. Maledetti figli di puttana di merda. Bastardi, monda di merda.
Terzo posto del cazzo. Terzo posto orribile, ma porca miseria, madonna. Mi girano i maroni, non c'è niente da fare, è una sfiga incredibile. L'ultima curva attacca. Sandwich delle onde e ciao. Sì, vai, vai. 21 punti di svantaggio per no. Cerchiamo di vincere a Brno. Czech Republic. 11° round. Vabbè, Twitterone, la Shepard. Vogliamo una vittoria a Brno. Valentino Rossi siamo a Brno. Valentino Rossi niente di meglio di un sano motociclismo. Le email. Ok, comunque devo prendere una pausa da MotoGP, ragazzi, perché dopo un po' è troppo ripetitivo tra le email e le gare. Quindi devo vincere questo mondiale. Ragazzi, Gran Premio della Repubblica Ceca, 12° posto in griglia. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Crediamoci. Devo fare una gara tranquilla, non devo rischiare niente. Anche se le Honda volano. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, fortunatissimo, eccolo qua. Figaro là, Figaro su, Figaro giù. Madonna, le onde volano, porca, dopo Indianapolis. Ma voglio vendicarmi dopo la beffa americana. Ok, adesso fuga. E adesso fuga veneziana. No, non rompere i maroni. Dai, Pedrosa. Tentiamo la fuga, dai. Tentiamo la fuga. Stiamo frenando tanto adesso, troppo. Ho il scagozzo, fiori. Un buon vantaggio, avevamo non incredibile, ma un buon vantaggio su Pedrosino. 5 decimi di vantaggio per il talentissimo veneziano che vuole sto primo mondiale MotoGP. Ma purtroppo è ancora quarto in classifica, a 21 punti da Valentino. Vai, fuga come indiana. Vai di fuga come indiana, bravissimo vecchio mio. Ma sì, freniamo prima, chi se ne frega. Curva presa veramente di merda, va bene. Licenze poetiche come indiane. Dai che è una delle nostre gare, come Indianapolis, per Indianapolis beffati dalle Honda che a Sandwich hanno chiuso il comendone, maledette. Bravissimo veneziano, bravissimo. Che pilota ragazzi, che pilota. Grande comendone. Speriamo di non avere ancora problemi di lag, Dio santo. Scusate ragazzi, taglio un po' i video ogni tanto, ma è solo per il lag, che non mi dà troppo fastidio. Purtroppo MotoGP è ottimizzato di merda con il caldo, ciao. Era meglio prenderlo per console, tanto non cambia niente graficamente, questi giochi qua sono simili. 1,5 secondi, il comendone c'è. Ma per noi lo sappiamo, insomma, come Motegi, Indianapolis, Catalogna, sono proprio gare favorevoli. Assen. Bravo comandone, sì, aveva un buon vantaggio su Pedrosino. Questa può essere veramente una vittoria decisiva. Dopo non dovevamo sbagliare le gare come Misano, Aragon e Silverstone. Quelle tre là sono fondamentali per il mondiale. Dopo quelle tre gare deve essere per forza primo, altrimenti è finita, Final lap veneziano, final lap comendiano. Portiamo la cara sta vittoria strameritata, per cortesia. Grande comendone, grandissimo. Concentrazione, questa giornata nuvolosa in Repubblica Ceca. Grande comendone. 1,9, 2 secondi di vantaggio.
Queste sono le vittorie del Comenda, ragazzi. Queste sono le vittorie comendiane, perfette, da dominatore, da fenomeno. Solo che purtroppo non riesco a... cioè, solo in 2-3 gare riesco a vincere così. Su 18 non è proprio uno score meraviglioso. Della Pone. Dai che quasi finita sta gara Dugaz. Molto bene, 2 secondi e 3 di vantaggio. La gara è nelle mie mani, ragazzi. La gara essere nelle mie mani. Bravissimo, altra curva perfetta. Bernovi è proprio mi pare il triplettone a Bernovi, 3 vittorie consecutive forse in 3 anni, oppure 3 in 4 se non mi ricordo. Comunque sempre a podio, questo è sicuro. Occhio. E il Comendone va a stravincere il Gran Premio della Repubblica Ceca. Con il brivido finale, grandissima vittoria, silenzio, il Comenda è tornato. Sì! Completamente meritati, ha saputo imporre un gran ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. Grande vittoria. Siamo terzi in campionato adesso. Vediamo la classifica. Ok, allora siamo terzi a meno 14, ragazzi, da Pedrosino. Incredibile, dai che ci siamo. E vaffanculen. Email. Ok. Zoccoletta personale, ok. Twitterone. Pasini, Pavesini, complimenti Comenda. Rino Gattuso, la MotoGP nella categoria tosta, saranno alla grande, una cagata, grande vittoria oggi. Perfetto. Allora adesso facciamo una tabella. Silverstone, Misano, Aragon. Dopo queste 3 gare il Comendone deve essere prima in classifica. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano. Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano.